Amici di Bossagno, buonasera e benvenuti alla finale di Miss Eleganza Veneto 2019. Buonasera. Questa prima carrellata abbiamo visto le grandi protagoniste di questa sera, che saranno loro, le ragazze, perché questa è la tradizione. 80 anni di Miss Italia, questo appuntamento importantissimo che anche qui ci vede protagonisti a Bossagno, in una location diversa dal solito, perché noi solitamente, molti di voi magari c'erano gli anni precedenti, usavamo quella bellissima scalinata di fronte alla Gipsoteca. Quest'anno, quando ci siamo incontrati con l'amministrazione comunale, con il sindaco, al quale rivolgerei un applauso, perché vi intrattengono con tanti eventi in questa bella città, che poi l'hanno anche portata fuori questa città. Poi magari ne parleremo, perché il bello di Miss Italia è che ci sono degli incroci straordinari tra comuni, tra città, poi vi racconteremo. Ma dicevo, la scala oggi, quest'anno era impraticabile per motivi di lavori, però quando si può abbellire una città che è già così bella lo si fa volentieri, e quest'anno ci siamo innamorati di questa zona. Questa è la casa del Canova, qui è nato lo scultore, uno degli scultori più famosi nel mondo, che dà lustro e prestigio a questa città, e quindi per noi questa sera è un'emozione ancora maggiore, perché se l'anno scorso avevamo alle nostre spalle il tempio, quest'anno abbiamo alle nostre spalle la casa dove correva da bambino questo straordinario artista, e qui alla nostra destra abbiamo vicino le sue opere, quindi davvero è una zona bellissima. Insomma, ci siamo innamorati, e credo che per come poi è stata allestita, forse ci avevamo visto giusto, dai, ce lo diciamo a fine serata, perché un po' di scaramanzia non fa mai male. Bene, allora io vorrei, prima di iniziare, leggere un messaggio che è molto importante, perché Miss Italia celebra i suoi 80 anni. È la festa delle giovani donne italiane, di tutte le donne, delle loro famiglie e del pubblico. Sono giornate di felicità. 3 patronne, Dino Villani, Enzo e Patrizia Mirigliani, hanno accompagnato in questi anni 1 milione di ragazzi o più sulle passerelle di tutto il paese, regalando emozioni, realizzando sogni con eleganza, stile e sobrietà, con trasparenza e senza scandali. Miss Italia è il gioco della bellezza, un gioco che diverte, mette alla prova e insegna alle Miss come diventare attrici, le aiuta a crescere. È una festa per tutti coloro che hanno contribuito a far grande Miss Italia. L'applauso per le Miss, per gli organizzatori, i responsabili regionali, gli sponsor, le TV, la stampa, i registi di questi spettacoli, i presentatori, i parrucchieri e i truccatori, ma il primo applauso è per voi che siete il nostro pubblico da 80 anni. Fatevi questo applauso. Bene. Cosa accade questa sera? Beh, il format di Miss Italia è simile in ogni appuntamento, quindi abbiamo delle bellissime ragazze che sfileranno, sono in gara per il titolo di Miss Eleganza Veneto. Significa che la ragazza che vince questa sera accederà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Le ragazze che sono qui hanno sempre vinto, perché sono coloro che si sono aggiudicate le varie selezioni, quindi sono già delle vincitrici. Questa sera andremo a scegliere la più bella tra le belle. Oggi, mentre stavo arrivando qui oggi pomeriggio in macchina, è venuta una battuta: si celebrano il momento in cui l'uomo ha messo il piede sulla luna, proprio oggi. Noi in questa giornata vi portiamo delle stelle, e sono queste 27 candidate al titolo. Ma è venuta bene questa, queste ragazze mi devono dare una mancia, le ragazze mi devono dare una mancia. Bene, allora io direi che possiamo cominciare, quindi signori giurati, occhio, perché adesso il momento si fa davvero importante, perché per la ragazza che vince questa sera si apriranno, spalancheranno le porte delle prefinali nazionali di Miss Italia. Siccome abbiamo delle belle ragazze, ma anche simpatiche e soprattutto parlanti, facciamole parlare, quindi in questa prima uscita si presentano loro. Numero 1. Ho visto che sono 27, le conosceremo una ad una, che in fondo questa serata è dedicata a loro. Buonasera a tutti, io sono Beatrice, vengo da Verona, ho 19 anni e mi sono appena diplomata al liceo scientifico. Molto bene, concorrente numero 1. La concorrente numero 2. Eccola qui la nostra numero 2 con questa prima uscita in abiti da sera. Sono abiti che hanno scelto le ragazze per indossare in questo primo passaggio. Vai. Buonasera a tutti, io sono Aurora, ho 20 anni, vengo da Mogliano Veneto e frequento il primo anno di osteopatia. Molto bene, concorrente numero 2.
la concorrente numero 3. Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 22 anni e vengo da Salzano. Lavoro presso la centrale della Croce Verde di Mestre. Molto bene. Poi abbiamo la numero 4. Io scendo dal palco perché per la passerella, perché diciamo loro protagoniste. Adori chiacchierano, ma protagoniste sono loro. Buonasera numero 4, io le cito sempre per numero perché per la giuria è sempre importante. Buonasera a tutti, sono Valentina, ho 23 anni, vivo a Bagnoli di Sopra, provincia di Padova e sono impiegata. Molto bene, numero 4. La numero 5 che intravedo arrivare da lontano di rosso vestita. Numero 5. Buonasera a tutti, sono Francesco, ho 23 anni, sono di Rovigo e frequento l'Università Ca' Foscari Economia a Venezia. Molto bene, vai, numero 5. Vedo arrivare anche la concorrente numero 6 che andiamo a conoscere. Buonasera a tutti, sono Dana, ho 23 anni, vengo da Spinea, provincia di Venezia, ma vivo a Verona dove frequento l'Università di Scienze del Servizio Sociale. Va bene, vai, numero 6. Arriva ora la numero 7. Numero 7, ciao. Buonasera a tutti, io sono Elisa, ho 20 anni, vengo da San Giorgio le Pertiche, piccolo paesino in provincia di Padova e nella vita studio della società del servizio sociale e nel weekend lavoro come cameriere in una pasticceria. Molto bene, vai. Numero 8. Arrivando, sta arrivando. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice, ho 26 anni e vengo da Arzignano in provincia di Vicenza. La vita sono un ingegnere aerospaziale e attualmente faccio ricerca presso l'Università di Padova e mi piacerebbe diventare docente. Molto bene, numero 8. Con la prossima, che è la numero 9. Qui che sta arrivando e ora si presenta. Buonasera a tutti, mi chiamo Noel, ho 21 anni, vengo dalla Svezia, di Natayana e studio risorse umane all'università. Molto bene, vai, numero 9.
tutti, sono Maddalena, ho 20 anni, nella vita una studentessa di biotecnologie sanitarie. Molto bene, vai, numero 10. E andiamo con la numero 11. Numero 11. Buonasera a tutti, sono Silvia Padovani, ho 20 anni, vengo da Verona. Nella vita lavoro come modella e come ragazza immagine. Molto bene, vai. E abbiamo la prossima, che è la numero 12. Era numero 12. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, ho 21 anni e vengo da Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza. Da vita studio e lavoro come barista. Molto bene, vai, numero 12. Vediamo la numero 13. Arrivando, Sono Giorgia Canale, ho 20 anni, vengo da Belluna, paese nella provincia di Belluno. Ho appena finito la maturità e da qualche anno lavoro come barista a Bertoldo. molto bene, numero 13. Vai. È lei. Livia, ho 18 anni, sono studentessa e sono di origine brasiliana. Dove sei? Di Treviso. Molto bene, numero 14. Poi abbiamo la prossima, che vedo che sta arrivando, la numero 15. Eccola qui. Buonasera, numero 15. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 21 anni e vengo da Marostica. In vita lavoro in uno studio dentistico. Molto bene, vai. Saluta e lascia spazio alla concorrente numero 16. Eccola qui la numero 16 che andiamo a conoscere. Buonasera a tutti, mi chiamo Sofia, 19 anni, vengo da Vigonza in provincia di Padova, studio commercio estero all'Università Treviso. Molto bene, vai. Next level. Siamo alla numero 17. Vedo sta già arrivando di buona lena. Prepararsi a salire su questa passerella. Numero 17. Buonasera a tutti, sono Paola, ho 20 anni e vengo da Zugliano in provincia di Vicenza. Studio scienze della formazione primaria all'Università di Padova. Molto bene, vai.
la numero 20, eccola qui che ci raggiunge, centro della passerella, è lei la numero 20. Buonasera a tutti, mi chiamo Emma, da Ceneselli, in provincia di Rovigo e nella vita faccio fotografo. Molto bene, numero 20, ecco. Next level. Siamo prontissima. Numero 21. Next level. Centro della passerella anche lei che ora andiamo a conoscere. Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 18 anni, vivo a Fiene. Mi sono appena diplomata in relazioni internazionali per il marketing. Molto bene, vai, numero 21. Next level. Bene, anche il numero 21. Lascia spazio alla numero 22 che vedo arrivare. E quindi là, attento qui, al centro della passerella. Ciao numero 22. Buonasera a tutti, sono Alice, 20 anni e vengo da Mestre. Hai detto tutto e vai, 22. Next level. 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 C'è anche la numero 23 che sta arrivando. Il numero 23 è lei. Non lo conosciamo meglio. Buonasera a tutti, sono Michelle, ho 18 anni, la vita sono un essettista e messa e vivo a Belluno. Hai detto tutto, vai, numero 23. Ora abbiamo la numero 24. Ora qui la numero 24. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Marico, ho 22 anni, vengo da Vigonova in provincia di Venezia e lavoro in uno showroom di abbigliamento. Molto bene, vai, numero 24. Quindi, oltre la numero 25. Buonasera a te. Sì, mi
applauso per le nostre ragazze, perché sono veramente, ma non solo belle, avete visto come sono spigliate, come se la cavano bene al microfono. Io per questo voglio anche ringraziare lo staff dell'agenzia Modashow.it che gestisce in esclusiva per il Veneto Miss Italia, agenzia Modashow.it capitanata da Paola Rizzotti e dal suo staff, perché nel corso delle selezioni che abbiamo fatto, e sono state tante, è stato anche un modo a queste ragazze per un po' insegnare a muoversi sul palco, a chiacchierare con il microfono, e questa sera, in queste serate le vediamo davvero, ci stanno dando tantissima soddisfazione, quindi brave. Queste sono le ragazze di Miss Italia, belle ma che hanno qualcosa in più, e poi ovviamente c'è una giuria che le giudica, è sempre molto difficile, però ricordiamo anche che questa sera andremo ad eleggere Miss Eleganza Veneto. Però poi ci sono tante altre tappe di questo concorso, tante altre finali regionali, per arrivare poi ovviamente alla finalissima di Miss Veneto, che è in programma in Piazza Aurora a Jesolo il 20 agosto. Ma io, prima di andare a presentare le ragazze, vorrei innanzitutto ringraziare alcuni nostri partner. Rocchetta, Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua Oligo Mirara Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare le scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, da sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. E poi abbiamo gli amici di Miluna Gioielli, il regalo prezioso, il gioiello perfetto per le ricorrenze e momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza, come quello di diventare Miss Italia e indossare come una regina la preziosa corona di diamanti offerta da Miluna. Quella è fatta ovviamente in materiale e in tessuto, però quella che viene data alla vincitrice di Miss Italia è davvero un brillante, davvero un gioiello molto molto importante. Interflora, da sempre sinonimo di bellezza, eleganza e raffinatezza, Interflora da oltre 100 anni è leader assoluto nella consegna di fiori e piante in tutto il mondo. Conosciamo quello che è il grande servizio che fa Interflora, la possibilità di inviare un omaggio floreale in ogni parte del mondo, in ogni parte d'Italia, per ogni occasione. Ovviamente ci sono i siti internet di queste aziende dove potete trovare tutte le informazioni in merito. Poi abbiamo Bimac, che è l'air stylist ufficiale di Miss Italia, nato dall'unione di realtà presenti sul mercato da oltre 10 anni, con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. Bimac è la novità nel settore della bellezza e del benessere. La mission di Bimac è diffondere la cultura del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Gli hair stylist ufficiali di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere di Bimac, saloni all'avanguardia in tutta Italia che si prendono cura dell'immagine propria dei clienti e del benessere dei loro capelli grazie all'innovativo dispositivo OxyStation e ai prodotti cosmetici della divisione Hair Care di Bimac. Io per questo vado a sfogliare i miei appunti, vorrei ringraziare un amico che è stato prezioso questa sera, vedo qui lo staff, Salone Daniel di Cison di Valmarino in provincia di Treviso. Grazie a loro, facciamo un applauso perché hanno curato le acconciature delle ragazze rispettando quelli che sono i tempi, anche un po' perché no la tensione delle ragazze nei momenti delle finali regionali, però nel momento delle acconciature è sempre bello perché le ragazze nel momento in cui si rilassano un po' stanno con loro, quindi grazie davvero per l'ottimo lavoro che fate. Bene, io ho detto tutto questo anche per far sì che le ragazze si preparassero al meglio, sono tutte pronte. Adesso me ne vado in un angolino perché le presento io, quindi io mi nascondo dietro le piante perché il bello di questa serata sono sempre solo loro, e quindi andiamo con le candidate al titolo, ricordiamolo sempre, di Miss Eleganza Veneto. Andiamo con le prime concorrenti: Beatrice la numero 1, Aurora la numero 2, Giulia la numero 3, Valentina la numero 4. Eccole, loro si schiereranno qui sul fondo davanti al tricolore, poi una a una le presenterò e saliranno sulla passerella. Eccole qui, diamo modo ai fotografi di fare di foto, riprese e tutto il resto, e quindi Beatrice numero 1, prego.
cosa che non era prevista, non ti preoccupare, sai Valentina, sai che ogni tanto mi invento qualcosa. Se riuscite tutte e quattro a stare sulla passerella senza le due centrali, buttare giù le due laterali, andate fino in fondo per questa passerella, una passerella in più, e vi fermate qualche secondo in fondo di fronte alla giuria. Poi vi rigirate e tornate indietro. Eccole qua, andate. Sempre qualche secondo diamo alla giuria per vedere, per segnare gli appunti. Come andare con le prossime? Andiamo con le prossime, sono già arrivate, ma io ormai non conto più nulla. Numero 5, che è Francesca, numero 6 Dana, numero 7 Elisa, numero 8 Alice. Pronta? Dai, numero 5 Francesca. Andiamo con Dana che è la numero 6. Andiamo con Elisa, concorrente numero 7. Quindi chiude questo gruppo Alice, concorrente numero 8. Tutte insieme in passerella. Francesca la numero 5, Dana la numero 6, Elisa la numero 7, Alice la numero 8. Possiamo andare? Sì. E quindi andiamo con la numero 13, 14, 15, 16. C'è la numero 9, 10, 11, 12. Grazie. Vai Noella, numero 9. Pronta Maddalena, numero
14 Nicole. Tutte insieme, Noel numero 9, Maddalena numero 10, Silvia numero 11, Nicole numero 12. Adesso sì, c'è la numero 13 che è Giorgia e quindi abbiamo la numero 14 che è Kiwia. La numero 15 è Giulia, la numero 16 è Sofia. Giorgia numero 13. Stavolta di Kiwia, concorrente numero 14. E quindi abbiamo Giulia, numero 15. È la volta di Sofia, concorrente numero 16. Secondo ed ora tutte insieme Giorgia numero 13 E poi Kiwia numero 14, Giulia numero 15, Sofia numero 16. Andiamo con il prossimo gruppo. Sono la numero 17 Paola, 18 Chiara, 19 Giulia, 20 Emma. Partire numero 17, lei è Paola. Numero 18. Giulia, numero 19. Questo gruppo Emma con il numero 20.
Paola numero 17, Chiara numero 18, Giulia numero 19, Emma numero 20. Con le prossime 4 vedo arrivare Alessia numero 21, Alice numero 22, Michelle numero 23, Marica numero 24. Parte Alessia numero 21. Alice numero 22, lascia lei la passerella. Alice numero 22. È la volta di Michelle numero 23. Marica la numero 24. E abbiamo 21 Alessia, 22 Alice, 23 Michelle, 24 Marica. Di 3 concorrenti, la numero 25 è Nicola, la numero 26 è Giulia, la numero 27 è Sam. E parte Nicola numero 25. Anche Giulia numero 26. Numero 27 Semmi, 20 anni, di Villanova di Campo San Piero, quindi dalla provincia di Padova. Lei fa l'estetista. Prego, andando sulla passerella, Nicole numero 25, Giulia numero 26,
bene, molto bene. Dicevo, fate l'applauso, ma ci mancherebbe. È il regalo più bello che possiamo fare a queste ragazze, perché l'applauso è una cosa che carica sempre molto coloro che affrontano una passerella così impegnativa. E quindi forse, se c'è Valentina, ha qualche buona notizia da darmi. Vedo la mia cartellina e soprattutto vedo un foglio piegato. E su questo foglio piegato non c'è scritto nulla. Invece c'è scritto la vincitrice, fatemela leggere con calma però. Intanto facciamo un applauso per tutte le nostre concorrenti, le 27 candidate al titolo di Miss Eleganza Veneto. Da stringere, so che siete in tante, ci fa molto piacere e quindi facciamo, lascio ai fotografi, fate le foto, fate tutto quello che dovete fare, Ci siete? Posso andare posso rovinare il quadretto? Sì, ok, posso rovinare il quadretto. Allora, lo so, di questo si tratta, quando arrivo io qui tutta la bellezza svanisce, arrivo io. Pronte ragazzi? Io mi sto guardando un po' intorno. Allora, adesso questo applauso arriva qui da Bossagno. Amici, siamo in un posto straordinario. Bossagno è la patria dello scultore Canova e questa è la casa che ha dato i natali allo scultore. E questo è il giardino, dove magari chissà, Canova da piccolo correva, si divertiva come facevano tutti i bambini e poi qui ha cominciato a pensare quelle straordinarie opere che si possono vedere nella Gipsoteca, che è proprio qui a fianco a noi. Un posto dove si respira davvero l'arte, un posto straordinario e noi per essere qui vogliamo ringraziare il sindaco di Bossagno. Valerio Favero, un applauso per lei. E se vuol portare a questo punto un saluto, grazie. Certo, vi do il mio saluto personale e quello di tutta l'amministrazione, a tutti voi qui presenti e a voi ragazze veramente splendide. Ci avete dato davvero del filo da torcere, nel senso che è stata difficile davvero la votazione e la premiazione. Voglio ringraziare la Proloco che come sempre ci supporta e ci dà una mano, e tutti coloro che hanno lavorato per questa serata. Come hai detto tu, una serata speciale all'interno della casa di Antonio Canova, una location particolare per noi, che prima eravamo di solito sulla scalinata, ma questa sera siamo qui dentro e penso che sia comunque bellissimo dentro questo giardino. È davvero straordinario e grazie per averci dato questa opportunità, davvero grazie. E io vorrei qui anche Paola Rizzotti, agenzia Modashow.it. Invece sindaco, parliamo, perché magari ci stanno seguendo. Noi abbiamo fatto una tappa a Bibione qualche sera fa, in provincia di Venezia, altra bellissima località che ci ha ospitato, ma c'è un qualcosa che vi unisce Bibione con Bossagno, ci racconti? Certo, ci unisce una splendida mostra multimediale, Canova Experience, una realizzazione di un'azienda qui vicina, della Solana Group, che ha creato questi Oculus con i quali si può navigare e vivere all'interno della Gipsoteca, all'interno della Lazza, all'interno della casa, tutto in tridimensionale, quindi si cammina all'interno della casa tutto attraverso questi Oculus, che sono questi apparecchi tridimensionali che si posizionano negli occhi. È un qualcosa di particolare che sta comunque avendo un buon successo, mi dicono a Bibione, quindi ci lega molto a quella località balneare questo. E noi siamo molto felici perché Miss Italia è anche questo. Bene, Paola Rizzotti, ci sei? Un saluto, vuoi portarlo anche tu al centro del palco, Paola? Ringrazio l'amministrazione comunale, la Proloco, per averci concesso, la scalinata ormai era una location consolidata, però questo veramente è un qualcosa di molto suggestivo, molto bello. E poi il mio grazie personale, perché è una grande emozione, è stato anche per le ragazze poter fare delle foto all'interno del museo, quindi questo è stato una cosa che ha dato molta emozione anche alle ragazze. E nei prossimi giorni li vedrete pubblicate proprio sulla pagina Facebook.
ringraziamo Fondazione Canova che ci ospita questa sera qui e ci permette di fare le fotografie all'interno. Allora guardate, sapete che io mi metto dietro di voi perché io non c'entro nulla, io sono qui a chiacchierare, voglio stare qui, sono loro che vi premieranno, io mi metto in mezzo a voi, anche se voglio ringraziare prima di premiare gli amici che hanno curato le acconciature, un ringraziamento a Salone Daniel di Cison di Valmarino. Signor Toscani, grazie davvero, grazie per la collaborazione, e poi ovviamente avremo sul palco gli amici di Miluna, ma a questo punto è arrivato il momento di premiare la vincitrice. Vince il titolo Miss Eleganza Veneto, concorrente numero 7, Elisa Checchin di San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. E a questo punto sul palco Mara Gazzola, Gazzola con il gioiello Miluna per la vincitrice. Arriva Mara, eccola qui. E mentre Mara Gazzola consegna questo premio, io voglio ringraziare le grandi protagoniste di questa serata: Beatrice, Aurora, Giulia, Valentina e poi ancora Francesca, Dana, Elisa che ha vinto, Alice, Noel, Maddalena, Silvia, Nicole e poi ancora Giorgia, e quindi Kiwi, Giulia, Sofia, Paola, Chiara, Giulia, Emma, Alessia, Alice, Michelle, Marica, Nicole, Giulia e Steffi. Queste sono le grandi protagoniste di questa finale regionale di Miss Eleganza Veneto qui a Bossagno. Complimenti a tutte queste ragazze, complimenti a te, in bocca al lupo, perché tu, non so se te l'hanno detto, ma sei le prefinali dell'80ª edizione di Miss Italia. Complimenti e grazie amici di Bossagno, grazie a voi che ci seguite con tanta attenzione su questa pagina, grazie a Miss Italia e agli 80 anni di Miss Italia per regalarci ogni sera tante emozioni. Ciao a tutti, buonanotte.